Amici di Recta Sport, benvenuti al Palaviana di Selargius per un'altra giornata del campionato di Serie A2 di basket femminile. San Salvatore Selargius contro Alpo Villafranca. Siamo qui con il presidente dell'Alpo Villafranca Soave. L'Alpo arriva da una sconfitta, un momento un po' altalenante, però una terza posizione in classifica che cercherà di consolidare quest'oggi a Selargius. Sì, faremo di tutto per consolidare la nostra posizione, anche se veniamo da un momento non tanto brillante e anche sotto l'aspetto fisico non siamo al 100%. Comunque ce la metteranno tutta per portare a casa il risultato che noi vogliamo assolutamente. L'obiettivo sono i playoff, ma puntate anche a qualcosa di più. Al primo posto siete stati gli unici a riuscire a fermare la capolista Geas. Sì, siamo stati bravi a fare questa impresa, però non facciamo proclami, noi ci giochiamo tutte le partite, impegniamoci al massimo e sperando sempre di ottenere il massimo del risultato. Poi quel che verrà, verrà, insomma, però non era il nostro obiettivo all'inizio di stagione, insomma. Siamo qui con Roberto Frau, allenatore in seconda del San Salvatore, che arriva da 3 sconfitte consecutive in questo 2018, l'ultima persa solo di un punto a Milano. Che cosa vi ha lasciato? Ci ha lasciato l'amore in bocca, anche perché le ragazze sono tranquille, stiamo anche lavorando bene, ci manca quella vittoria che stiamo aspettando, che ci aiuterà anche ad avere più fiducia nei nostri mezzi. Fa piacere giocare bene, giocare bene le partite, però vincere è quello che poi alla fine conta, soprattutto in un momento della stagione così dove è importante anche vista la classifica. L'Alpo ha il doppio dei punti rispetto a voi, però giocate in casa, arrivate appunto, come abbiamo già ricordato, da queste 3 sconfitte. L'obiettivo non può che essere la vittoria. Ma l'Alpo è sicuramente una buonissima squadra, fisica, è una squadra che comunque conosciamo bene, abbiamo visto anche l'andata. Noi però siamo convinti di potercela giocare con tutte, perché pensiamo di avere una squadra in grado di giocarla veramente con tutti la partita, e quindi soprattutto in casa, a maggior ragione davanti al nostro pubblico, dobbiamo puntare alla vittoria. La società Bartoli Figeredi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14+300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiami i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Figeredi sostiene lo sport. Amici di Recta Sport, benvenuti al Palaviana di Selargius. Il Selargius affronta l'Alpo Basket e va subito forte a canestro. I primi punti della partita firmati da Mura Francesca, che è andata subito dopo pochi secondi a segnare il primo canestro di questa partita. San Salvatore Selargius contro l'Alpo Basket. Intanto sbaglia un tiro Zampieri, ma il rimbalzo è offensivo, resta avanti l'Alpo Basket, terza forza del girone nord del campionato di A2 di basket femminile. Qui sbaglia il passaggio, c'è una deviazione però della difesa del San Salvatore Selargius, che invece occupa la 10ª posizione con 12 punti conquistati nelle 16 partite giocate finora. Questo è il 17° turno, la seconda gara d'andata. C'è anche il primo fallo commesso da Ilenia Cordola. Potrà usufruire ancora di una rimessa.
l'Alpo Villafranca, squadra ospite oggi del San Salvatore Selagius. Entrambe le squadre arrivano da 2 sconfitte, tanto sfrutta molto bene il blocco qui l'Alpo. Poi la riapertura per Dell'Olio, che non controlla l'ex della partita Veronica Dell'Olio. Si è fatta trovare pronta in angolo ma ha sbagliato l'appoggio. Intanto avanza il San Salvatore Selagius con il capitano Lussu. La palla poi viene ricevuta da Cordola, che prova ad andarsene in palleggio. Rimbalzo offensivo di Fabbri, reduce da un'ottima prova a Milano. Doppia per lei. Tanto Vespignani riapre per Zanella, capitano della formazione allenata da Nicola Soave. La riapertura ancora per Vespignani, che prova ad attaccare la linea di fondo, poi il passaggio viene intercettato da Arioli. Poi la riapertura adesso è infrazione di passi commessa da Elena Cordola qui sul passaggio ricevuto dal suo capitano Anna Lussu. Subito pressione alta, va a ricevere Zanella, che chiude il palleggio. Poi la riapertura per Vespignani, si lavora in angolo, il tiro da 3 preso e sbagliato da Dell'Olio. Poi il rimbalzo difensivo, Cinzerioli può andare. La riapertura adesso ancora Arioli, che prova ad attaccare il ferro, sbaglia il rimbalzo offensivo, prova a tenerla viva lì Cordola ma sbaglia. Vespignani può attaccare il ferro e c'è il fallo. 2 tiri liberi, passati 2 minuti. Arriva il secondo fallo fischiato contro il San Salvatore Selagius, stavolta fallo sul tiro. Era Sofia Vespignani a battere questi 2 tiri liberi. Sbaglia il primo. Il playmaker dell'Alpo Villafranca. 0-2 rimbalzo difensivo, resta ancora sul 4-0, dunque il punteggio, con l'Alpo che non è riuscita a sbloccare neanche dalla lunetta. Qui qualche difficoltà per Arioli nel palleggio e portare la palla nella metà campo offensiva. Mura adesso tiene fermo il pallone, si va da Lussu, sta per finire il tempo per tirare, trova il rimbalzo però offensivo dopo la conclusione sbagliata da Cordola. Adesso Arioli prova a giocare un pick and roll con Fabbrica e sbaglia il gancio, segue però molto bene al rimbalzo. La numero 19 va a referto col suo secondo canestro della partita. 6-0 per iniziare. Zanella, la riapertura per Dell'Olio, che parte sempre dall'angolo. Prima aveva provato il tiro, adesso la conclusione ancora sbagliata, però c'è un altro rimbalzo offensivo per l'Alpo Villafranca. Vespignani tiene fermo il pallone, poi qui Zampieri allarga, sbaglia l'anticipo Arioli, sbaglia però anche la conclusione. Qui l'Alpo Villafranca può andare già dall'altra parte, Lussu che ha qualche problema con il palleggio. Poi il fallo subito dalla numero 6 ed è il primo fischiato. C'è anche il time out chiamato dall'Alpo Villafranca. Piccola pausa per noi. Riparte in questo momento il gioco al Palaviena. Ricordiamo il punteggio 6-0 per il San Salvatore Selagius, che adesso con Lussu riapre in angolo per Cordola. Poi Arioli si prende il tiro da 3, lo sbaglia non di poco. Rimbalzo difensivo, 6 minuti e 30 da giocare in questo primo quarto di San Salvatore Selagius Alpo Villafranca. Ricordiamo, sfida che vale per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A2 femminile di basket.
intanto sbaglia ancora una volta sotto canestro Elisa Mancinelli. Arioli praticamente raddoppiata, riesce ad andarsene e poi a subire il fallo, il secondo anche per l'Alpo Villafranca dopo i primi due commessi dal San Salvatore Selargius. Ancora una rimessa per il San Salvatore Selargius con Mura che va a servire il suo playmaker e capitano Lussu. Poi Arioli, l'ex guardia del CUS, riapre per Mura, poi Fabbri cercata e trovata vicino a canestro, subisce il fallo, tiro libero sbagliato, il tiro è sbagliato, quindi 2 tiri liberi per il pivot nella formazione allenata da Fabrizio Staico. Bersaglio, il primo dei 2 tiri liberi concessi dall'arbitro Cristina Mignogna, l'altro invece è Claudio Berlancieri. Bersaglio, un 2 su 2 per Valentina Fabbri, continua a macinare punti, già 6 dei primi 8 del San Salvatore Selargius portano la sua firma, che hanno tenuto per metà primo quarto, tra l'altro ancora a 0 l'Alpo Villafranca. Adesso raddoppiata, poi Dell'Olio prova a sfruttare il mismatch, il tiro, ed eccolo qui il primo canestro per l'Alpo Villafranca, punteggio di 8-2 con 5 minuti e 20 secondi abbondanti da giocare in questo secondo quarto. Mura va a trovare Cordola vicina a canestro, appoggia al vetro, altri 2 punti, i primi per Ilenia Cordola. Zampieri per Vespignani, poi si va a cercare ancora Zampieri, che se ne va con la finta, non c'è fallo, segue al rimbalzo, appoggia al vetro. Secondo canestro consecutivo per l'Alpo Villafranca dopo l'inizio disastroso, i 0 punti qui per passaggio rischiosissimo, ma che va comunque a trovare Lussu. Prende posizione al centro dell'area Fabbri, ma prova a cercare la linea di fondo con il ferro, solo il ferro trovato qui da Cordola. Poi Zampieri prova il palleggio, arresto e tiro. Secondo canestro consecutivo, quello segnato dalla numero 15, 10-6 il punteggio, con 3 canestri consecutivi adesso segnati dall'Alpo Villafranca dopo l'inizio a dir poco sterile. Trova 2 tiri liberi importanti qui Cinzia Arioli. Quarto fallo commesso, e c'è anche il primo cambio per quanto riguarda questo incontro. Dentro Cabrini e fuori Maria Zanella, il capitano. Va a bersaglio il primo dei 2 tiri liberi di Cinzia Arioli. Bersaglio anche il secondo, 12 su 6, doppiate le venete dalla formazione di casa, che però adesso si deve difendere. Vespignani prova a aspettare le compagne che si produca qualcosa in uscita dai blocchi, va a tirare Mancinelli, trova il secondo ferro, palla che poi esce, rimessa dal fondo per la squadra di casa con 4 minuti e 7 da giocare. Arioli poi prova ad andarsene qui Mura per ancora Mura, lo scambio, il tiro preso è segnato da 2, però come indicano gli arbitri 14-6 sull'assist di Cordola, ha scambiato proprio con la numero 7. Qui prova a tenere il perno Vespignani, finisce con il rischio palla persa, non diventa tale solo grazie alla deviazione di Lussu, rimessa da zona offensiva per l'Alpo Villafranca, con la nuova entrata Cabrini che va a trovare Vespignani, prova ad andarsene in palleggio, la riapertura per Dell'Olio, serie di blocchi, ancora Dell'Olio che rischia la palla persa, alla fine arriva da Zampieri che tira sulla sirena
Il tiro è corto sul primo fello, il rimbalzo è difensivo. Arioli riapre per Mura, il tiro non trova neanche il ferro, decisamente lungo, rimbalzo facile per Mancinelli che adesso va da Zampieri. Dell'Olio, ancora l'ex della partita, prova ad attaccare il ferro che però non le è amico. La palla esce ed è controllata facilmente al rimbalzo da Fabbri, poi Arioli. 14-6 il punteggio, Fabbri ha spazio e con l'aiuto del tabellone segna la prima tripla di questa partita. Francesca Mura che si era già presa un tiro dall'angolo da 2 ma molto vicino da dietro la linea. 17-6, doppia cifra di vantaggio, non c'è fallo, un gran recupero, una gran difesa questa per il San Salvatore Selagius con Arioli che viene raddoppiata e regala palla a Mancinelli che appoggia facile al vetro. 17-8, ma già dall'altra parte adesso il San Salvatore Selagius con Arioli che prova a sfruttare un blocco, il tiro stavolta che non entra, quello cercato da Lussus. Altra tripla presa dal San Salvatore Selagius che in stagione sta tirando col 23% prima di questa partita. Il tiro finisce sulla rete ma non passa da sopra il canestro e dunque rimbalzo controllato qui da Arioli che se ne va molto bene, non c'è fallo. Il rimbalzo di Fabbri a prova ad attaccare Lussu, grande finta, infrazione di passi, canestro annullato sotto le proteste del pubblico del Palavienna. Infrazione di passi commessa da Lussu secondo l'arbitro Cristina Mignogna. E time out chiamato e altra piccola pausa per noi. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Si torna a giocare qui al Palavienna, possesso in mano a Mancinelli dell'Alpo Villafranca dopo l'infrazione di passi fischiata contro Lussu e canestro conseguentemente annullato. Può attaccare qui Zampieri che cerca il passaggio con il rimbalzo a terra e poi la deviazione. Ultimo tocco secondo Cristina Mignogna di una giocatrice del San Salvatore Selagius, mentre c'è anche il primo cambio, fuori Cinzia Arioli, dentro Delia Gagliano. Primo cambio per il San Salvatore Selagius, prova a sfruttare una serie di blocchi, il tiro preso e segnato da Arianna Zampieri. 17-10 con meno di 2 minuti da giocare, 1 minuto e 25 per l'esattezza, con San Salvatore che qui ha rischiato un'altra palla persa. Qui va a trovare Fabbri, ultima deviazione però della difesa dell'Alpo Villafranca che fa buona guardia sotto canestro con il pivot Fabbri che va a ricevere, serie di blocchi alla fine che portano a ricevere Gagliano. Poi Fabbri lotta in mezzo a due sotto canestro, sbaglia, segue il rimbalzo, si conquista il fallo, altri 2 tiri liberi per la numero 19 di Fabrizio Staico. Bersaglio, anche questo solo rete, il tiro libero della numero 19.
del San Salvatore Selargius. Bersaglio anche il secondo, doppiate, quasi doppiate nuovamente le ragazze dell'Alpo Villafranca, 19-10 con l'ultimo minuto a giocare di questo primo quarto. Ancora Mancinelli, 10 secondi per arrivare al tiro a disposizione delle ospiti, ma c'è la palla recuperata, poi la conseguente palla persa di Galliano, ma ancora Fabbri con un ottimo recupero che va ad aggiungere ai punti e rimbalzi conquistati fin qui dalla numero 19. Sbaglia sotto canestro ancora Cordola, penultimo possesso verosimilmente in favore dell'Alpo Villafranca, in mano a Cabrini che si prende il tiro. Cordus sul primo ferro, segue il rimbalzo, Ramò sbaglia però anche lei, e adesso con 16 secondi da giocare verosimilmente l'ultimo possesso di questo primo quarto, con qui però Lussu che attacca canestro, vorrebbe il fallo, così non è. Ultimi 6 secondi, vediamo se trova il canestro sulla sirena. Accordo sul primo ferro, rimbalzo conquistato. 19-10 per il San Salvatore Selargius sull'Alpo Villafranca. Si chiude così il primo quarto al Palafienna. Piccola pausa per noi in attesa di riniziare con il secondo quarto. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. La società Bartolo Efisio Redi, con sede a Decimomannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartolo Efisio Redi sostiene lo sport. Secondo quarto che inizia in questo momento al Palafienna di Selargius. Ricordiamo il punteggio: 19-10 per il San Salvatore sull'Alpo Villafranca. Primo quarto dominato in assoluto dalla numero 19 Fabbri con 8 punti e 5 rimbalzi. Anche un recupero fondamentale nell'ultimo minuto del primo quarto. Il primo possesso di questo secondo invece è per l'Alpo Villafranca, che ha a disposizione un'altra rimessa. Vespignani tornata in campo alla numero 4, è braccata da Lussu, c'è Rondinelli per il San Salvatore. Sesta partita con la maglia numero 23 Selargina. Qui una grandissima stoppata di Fabbri che va ad aggiungersi ad altre statistiche assolutamente positive in questo inizio di partita. Si prende il tiro da 3, lo sbaglia non di poco Galliano. Vespignani con il primo minuto che se n'è praticamente andato di questo secondo quarto, ha visto il punteggio invariato rispetto al primo. Ancora Vespignani che prova a sfruttare una serie di blocchi, il tiro da 3 preso e segnato, solo rete da Ramò. Ancora Lussu che prova a guidare la carica, il capitano del San Salvatore, poi va a ricevere per Rondinelli che tiene ferma il pallone, serie di palleggi e poi riapertura qui per Lussu che prova ad attaccare, palleggia, resto e tiro corto sul primo ferro, al rimbalzo ci va meglio l'Alpo Villafranca che controlla con il suo playmaker Vespignani che chiama lo schema. Vediamo se proverà ancora a sfruttare un blocco, così è. Poi la riapertura per Zampieri che finta il passaggio consegnato, prova ad attaccare la linea di fondo, sbaglia, poi cerca il recupero.
Gagliano porta molto bene, anche se con qualche rischio, la palla dall'altra parte, poi sbaglia il passaggio per Fabbri, appostata per ricevere, spalle a canestro come sempre qui Vespignani, il passaggio per Zampieri, poi sbaglia Scarsi che segue dopo l'errore. La Corte chiama lei lo schema, Fabbri riceve lontano da canestro, poi ancora Gagliano che prova ad attaccare la linea di il centro dell'area, sbaglia in penetrazione, un altro errore per la numero 15, qui finta, e poi il tiro cercato ancora da Ramò, stavolta corto, ha mandato a bersaglio la prima tripla, per ora parziale di 5-0 in questo secondo quarto in favore dell'Alpo Villafranca, che però deve recuperare ancora 4 punti, che ne ha segnato 19. Lussu va per Gagliano, Fabbri, deviazione di Scarsi, torna in campo al posto di Zampieri l'ex Veronica Dell'Olio, che aveva fatto molto bene con alcuni canestri importanti nel primo quarto. Rimesse, vediamo chi va a ricevere, è Lussu, quella indicata, poi prova ad attaccare Rondinelli, la riapertura finisce però il tempo sul cronometro del tiro, palla persa per il San Salvatore, può ripartire l'Alpo Villafranca. 19-15 con 6 minuti e 50 secondi da giocare in questo secondo quarto. Vespignani, la riapertura per Ramò, ancora Vespignani, prova a far girare palla sul perimetro, sfrutta un blocco per la penetrazione Vespignani, la riapertura poi fuori per Dell'Olio, che si prende la tripla. -1, dal -9 al -1 adesso per quanto riguarda l'Alpo Villafranca, che adesso recupera il pallone. C'è il fallo però di Lussu su Vespignani, era stata proprio Lussu qui a perdere il pallone sulla pressione. Adesso il capitano lascia il posto ad Arioli, 2 tiri liberi intanto per Vespignani, che può pareggiare l'incontro e portare anche avanti l'Alpo Villafranca per la prima volta in questa partita, dopo l'inizio nel parziale di 8-0 con 2 tiri liberi sbagliati proprio nel primo quarto alla numero 4. Va a bersaglio invece il primo, quello del 19 pari, sbaglia invece il secondo, si resta dunque in parità, ma Vespignani qui ancora un'altra palla vagante recuperata dalla numero 4, sbaglia Mancinelli il sottomano, il rimbalzo stavolta è difensivo per il San Salvatore Selagios, con Arioli, ancora l'ex Cus che prova ad avanzare, deviazione di Vespignani su Arioli, e dunque il possesso che può restare per il San Salvatore Selagios con 10 secondi. A spazio Gagliano che preferisce la penetrazione, c'è il fallo subito alla numero 15. Rimessa da zona offensiva per il San Salvatore, con la Corte che si incarica di battere. Scambio proprio con Gagliano, poi ultimo tocco di piede di La Corte, ultima deviazione dunque per la giocatrice di casa. Un'altra palla persa, ancora 0 i punti segnati dal San Salvatore in questo primo quarto. Chiama lo schema Vespignani, che scambia e poi va a ricevere Mancinelli. Dell'Olio con prova ad attaccare in palleggio con la mano sinistra, ancora Vespignani, la riapertura per Dell'Olio, ultimi secondi, non ha spazio per il tiro e si esaurisce il cronometro dei 24 secondi. Ottima difesa in questo caso del San Salvatore, che ha permesso, ha impedito all'Alpo Villafranca di prendersi il tiro. Adesso però la pressione alta
sulla corte. Pressione considerata offensiva da Cristina Mignogna. Secondo fallo per il fischiato in favore del San Salvatore, uno invece quello in favore dell'Alpo Villafranca. In questo secondo quarto Arioli va a servire Rondinelli che si prende il tiro correttissimo, quello cercato dalla numero 23, arrivata a dicembre, sesta partita per lei con la maglia numero 23, anche un apporto importante in zona offensiva nelle sue prime 5 gare giocate qui, con tantissimo spazio. Alessia Cabrini va a bersaglio con la tripla, primo vantaggio adesso per l'Alpo Villafranca, il +3, non riesce a segnare invece il San Salvatore in questo secondo quarto dopo l'inizio positivissimo. Adesso va a cercare Fabbri, eccolo qui il primo canestro del secondo quarto in favore del San Salvatore Selargius. È stata la numero 19 a dominare proprio sotto canestro con 8 punti, adesso va in doppia cifra. 22-21 con 4 minuti e 37 da giocare. Cambio per coach Soave. Fuori ramo, dentro nuovamente Mancinelli. Vespignani adesso va per Dell'Olio, nuovamente la palla a Vespignani che chiama i movimenti delle sue compagne e riapre per Mancinelli. Poi Vespignani ha spazio per il tiro da 3, prova a cercare la conclusione dalla lunga distanza, fuori bersaglio e non di poco. La riapertura adesso per la corte Arioli, eccola qui servita, e poi il tiro da 3 sul ferro per Michela Lacorte, che poi va a commettere fallo nel tentativo di recuperare il pallone dopo l'errore sulla tripla dall'angolo cercata dalla numero 21. Nell'olio va a servire Vespignani. Mancinelli, ancora Vespignani per Mancinelli, serie di palleggi, prova a sfruttare il blocco, poi la riapertura ancora da 3 Cabrini, stavolta riesce, ma Vespignani, il playmaker che raccoglie veramente tantissimi rimbalzi, tantissime palle vaganti, va a bersaglio Mancinelli, ma chiara infrazione di passi qui dalla numero 18 dell'Alpo Villafranca. Canestro annullato e dunque punteggio che resta con 3 minuti e 38 da giocare per questo secondo quarto, sul 22-21 per l'Alpo Villafranca. Ancora la corda a portare palla nella metacampo offensiva. Fabbri, la riapertura per Gagliano. Arioli va a cercare Fabbri, poi Gagliano, sta per finire il cronometro da 3, il tiro sbagliato, ma il rimbalzo offensivo conquistato da Rondinelli, e poi l'ottima difesa che permette la palla recuperata all'Alpo Villafranca. Pressione alta qui da parte di Lacorte, può portare però palla nel metacampo offensiva Mancinelli, va a servire nuovamente Vespignani, la riapertura, ancora serie di passaggi schiacciati per terra, alla fine qualche problema col palleggio per Cabrini, la palla torna a Vespignani che prova ad entrare nel traffico, il tiro da 3 in angolo di Dell'Olio, il rimbalzo di Scarsi, poi l'errore, un'altra brutta palla persa per il San Salvatore Selargius dopo il rimbalzo conquistato da Fabbri. Ancora Vespignani per Dell'Olio che prova ad attaccare spalle a canestro, il tiro buttandosi all'indietro corto sul primo ferro, rimbalzo controllato, pressione altissima e anche fallosa in questo caso da parte di Mancinelli. Altro fallo fischiato contro la formazione ospite. Doppio cambio, tornano dentro il capitano Zanella e anche Arianna Zampieri. Per quanto riguarda l'Alpo Villafranca, va a ricevere Rondinelli che va a servire nuovamente Arioli.
Ancora qui l'errore da parte di Rondinelli, può andarsene facilmente sotto canestro, appoggia al vetro per 2 punti facili Mancinelli. Ancora Lussu, adesso già dall'altra parte il capitano tornato in campo. Brutta palla persa in precedenza da parte di Rondinelli, prova a prendersi il tiro Arioli da 3, rimbalzo di Fabbri, poi controllato successivamente da Gagliano. Arioli per Lussu con spazio, Rondinelli sul secondo ferro. 21-24, ma il parziale di 14-2 del secondo quarto parla per il San Salvatore Selagius, che dopo un ottimo inizio di partita ha faticato a trovare canestro, solo i 2 punti di Fabbri. Vespignani se ne va tranquillamente, e poi una serie di finte, cerca il sottomano, palla contesa, fischiata dopo l'ottimo lavoro. Il possesso alternato stavolta favorisce il San Salvatore Selagius. Arioli lei a portare il pallone nella metà campo dell'Alpo Villafranca, lo scambio con Fabbri, poi Lussu, ancora Cordola, poi Fabbri, trovata qui molto bene da Gagliano, l'errore sotto canestro di Fabbri che rallenta anche a tornare in difesa. Vediamo adesso la mossa offensiva, la contromossa offensiva che sfrutta la superiorità numerica dell'Alpo Villafranca. 26-21, ultimo minuto di questo disastroso secondo quarto di gioco per quanto riguarda il San Salvatore Selagius, che qui con un'altra brutta palla persa regala altri 2 punti facilissimi all'Alpo Villafranca. 28-21 il punteggio per la formazione terza in classifica. Cerca il canestro con fallo Lussu, non trova né il canestro né il fallo, però ultimo possesso per l'Alpo Villafranca con Vespignani che sfrutta il blocco di Dell'Olio. La palla poi proprio per la numero 6, chiusa dalla difesa, raccoglie il pallone vagante Zampieri. Ultima possibilità di questo secondo quarto per Lussu che deve tirare, poi da Gagliano saltando trova solo il tabellone. 28-21 per l'Alpo Villafranca qui al Palaviena di Selagius contro il San Salvatore, dopo un inizio positivo di gara del San Salvatore Selagius, 19-10. Poi parla il secondo quarto con il punteggio completamente ribaltato e il +7 con cui le 2 squadre vanno all'intervallo. Pausa per noi in attesa di iniziare con il secondo tempo di San Salvatore Selagius Alpo Villafranca. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura.
Amici di Directa Sport, bentornati al Palaviena di Selargius per il secondo tempo di San Salvatore Alpo Villafranca, che vede le ospiti imporsi per 28-21 dopo i primi due quarti. Un primo quarto assolutamente positivo, quello giocato da un San Salvatore dai due volti, 19-10, e poi un incredibile 18-2 nel secondo quarto, che ha permesso all'Alpo Villafranca di imporsi. Qui c'è l'infrazione di passi e la palla persa da parte di Mancinelli per iniziare la partita, perlomeno il secondo tempo. Passati poco più di 20 secondi con il San Salvatore che porta il pallone dalla parte opposta. Fabbri lo scambio, poi a servire a Arioli, va Mura che poi va a servire a Cardola, che viene raddoppiato, tripla con aiuto del ferro, segnata da Lussu. Mandata a bersaglio dunque la tripla da parte del capitano Lussu. Ricordavamo nel primo tempo non tira benissimo da tre il San Salvatore Selargius, 23%, ha diverse buone tiratrici invece la formazione ospite, l'Alpo Villafranca, che qui perde un altro pallone, stavolta con l'intercetto dell'ex Cussarioli, che porta il pallone nell'altra metà campo e va a servire Mura. Ancora Fabbri, 10 punti per lei, l'unica ad aver segnato nel secondo quarto con il parziale di 18-2 per l'Alpo Villafranca. Qui prova ad attaccare con il palleggio, arresto e tiro, non trova l'angolo giusto della tabella per la deviazione vincente. Se ne può andare adesso Vespignani per la semi-transizione, aspetta poi la difesa schierata dell'Olio. Mancinelli contro Mura a servire qui, ma c'è il blocco irregolare fischiata dell'Olio e dunque terza palla persa consecutiva all'Alpo Villafranca sul tiro di Ramò. L'arbitro Cristina Mignogna ha visto il blocco irregolare nell'ex della partita dell'Olio. Va a servire adesso qui Arioli Mura, che viene braccata dalla difesa dell'Alpo Villafranca. Qui Fabbri prova a aspettare una delle sue compagnie libere, alla fine trova Cortola che segna la seconda tripla consecutiva per il San Salvatore. Ne aveva segnato solo una nel primo tempo, adesso addirittura 2 su 2 in questo terzo quarto di gioco, e torna a rivedere solo un possesso di distanza tra le due squadre, torna a rivedere le distanze dunque sul punteggio, sui tabelloni. Un'altra ottima difesa, un'altra palla persa per l'Alpo Villafranca, che aveva iniziato malissimo il primo quarto, inizia malissimo anche in questo terzo quarto. Il ritorno dagli spogliatoi, Lussu qui che aveva segnato la tripla, adesso va a segnare con il sottomano, appoggia al vetro dopo aver preso la linea di fondo, e 28 pari, tutto da rifare per l'Alpo Villafranca. C'è una partita qui al Palaviena. Zampieri adesso prova ad attaccare la miglior realizzatrice, e ancora una palla persa. Il time out a questo punto è obbligatorio per coach Nicola Soave. Piccola pausa per noi. Si torna a giocare qui al Palaviena dopo il time out chiamato dopo l'ennesima palla persa dell'Alpo Villafranca, anche per fermare il momento positivo del San Salvatore Selargius, che dopo aver segnato diversi canestri, comprese 2 triple, qui perde il pallone. Adesso la tripla se la prende Mancinelli, corta sul primo ferro. L'ultimo tocco a rimbalzo è di una delle giocatrici di casa. Adesso Zampieri per Vespignani,
Va a servire Ramò, la tripla presa e segnata dal numero 13. 17 riporta avanti l'Alpo Villafranca, 31-28 con Lussu contro Vespignani, difesa forte ma regolare della numero 24. Arioli per Mura, serie di palleggi spalle a canestro, qui Arioli trova molto bene Fabbri, poi fuori di nuovo per Cordola, la tripla presa da Arioli. Ferro il tabellone ma la palla non entra questa volta in favore del San Salvatore Seraggius, che aveva già segnato 2 triple. Dell'Olio per Zampieri, il tiro dalla media mandato a bersaglio e dopo l'inizio shock torna avanti l'Alpo Villafranca. Ancora Lussu per Cordola, il contromovimento di Arioli che trova il fallo, il tiro è corto sul primo ferro. Un bel contromovimento dell'ex Cus che gli ha permesso di arrivare vicino al ferro e di conquistarsi questi 2 tiri liberi, mentre c'è il cambio nell'Alpo Villafranca. Fuori la numero 18 Mancinelli, dentro Alessia Cabrini. Bersaglio, il primo tiro libero di Arioli. Ma Bersaglio anche il secondo, solo rete, 2 tiri liberi perfetti, torna a -3, un possesso pieno di svantaggio da gestire per il San Salvatore Seraggius, che adesso deve difendere dall'attacco dell'Alpo Villafranca. Zampieri qui attacca, poi riapre ma c'è il recupero ancora di Arioli che prova a guidare la transizione, va a servire Mura, sbaglia l'appoggio al tabellone, è già dall'altra parte però Dell'Olio. Vespignani per Zampieri, ancora Dell'Olio, Vespignani che finta di andare sul blocco, poi va a servire Zampieri, sbaglia il tiro da sotto, rimbalzo di Fabbri che aveva iniziato molto bene questa partita, adesso sembra invece un po' sottotono. Mura per Cordola che prova ad attaccare, il tiro preso e segnato da 2 e non da 3, ma che riporta sul -1 il San Salvatore Seraggius. Si fa sentire il Palavierna per incitare le sue giocatrici che stanno affrontando a testa alta la terza forza del girone nord del campionato di Serie A2. Sono 12 punti di differenza in classifica, il doppio. In questo momento il San Salvatore è sul -1. Cordola prova ad attaccare, poi trova l'assist per Fabbri, la riapertura per Lussu, finta il tiro da 3, si prende quello da 2, lo manda a bersaglio, torna avanti per la prima volta in questo secondo tempo il San Salvatore Seraggius con 4 minuti e 9 secondi da giocare. Viene fischiato il fallo a Lussu che aveva appena segnato il canestro del nuovo vantaggio. Fuori Fabbri, dentro nuovamente Gagliano. Primo riposo per la numero 19 Fabbri. Nel corso del primo quarto infatti aveva giocato tutti i 20 minuti. Si aspetta solo il fischio dell'arbitro per poter riprendere qui a giocare al Palavierna. Viene fischiato un tecnico però alla panchina dell'Alpo Villafranca. E dunque tiro libero che andrà a battere Lussu. Bersaglio il tiro libero e possesso per il San Salvatore Seraggius dopo questo tecnico fischiato alla panchina dell'Alpo Villafranca. Arioli tiene fermo il pallone, aspetta Cordola che esce a ricevere in punta, poi per Lussu che ha segnato il tiro libero del +2, raddoppiata Gagliano. Lussu, serie di palleggi, costretto a interrompere, stava per finire il cronometro dei 24 secondi ma è arrivato l'intercetto di Dell'Olio, poi sbaglia Cabrini sotto canestro. Lussu
dopo la palla persa può nuovamente attaccare, trova il tabellone, altri 2 punti importantissimi per Anna Lussu, il cuore del capitano del San Salvatore Sel-Argius, che torna a segnare, torna ad avere più di un possesso di distanza. Dal primo quarto mancava praticamente da quel 19-10 che aveva fatto ben sperare. Adesso però può tornare ad attaccare, qui perde palla Arioli, alla transizione guidata da Vespignani per Dell'Olio che si prende il tiro dalla media lungo sul secondo ferro, il rimbalzo che esce, l'ultimo tocco è di Cabrini, interruzione per il cambio fuori ramo dentro Zanella dopo l'errore di Dell'Olio. L'ultimo tocco dunque per l'Alpo Villafranca, che ha regalato questo possesso. 2 minuti e 45 da giocare, rischia la palla persa, alla fine arriva ad Arioli che si prende il tiro dopo il palleggio e va a bersaglio. 39-33, terzo quarto in linea con il primo per il San Salvatore Sel-Argius, un San Salvatore Sel-Argius veramente dai 2 volti dopo quel 18-2 del secondo quarto, ma adesso è tornata avanti, è tornata in partita, prova a recuperare lo svantaggio nuovamente l'Alpo Villafranca con Vespignani che forza il tiro, lo sbaglia, fallo di Dell'Olio per fermare la contropiede di Mura. Fuori proprio Dell'Olio, torna in campo Marta Scarsi, terzo fallo per l'Alpo Villafranca in questo secondo tempo, in questo terzo quarto di gioco. Mura per Gagliano che rischia tantissimo con questo passaggio che però trova Arioli e il passaggio rischioso diventa assist per un'altra tripla, più 9, 42-33 per il San Salvatore Sel-Argius, con Vespignani che guida il possesso, ancora il playmaker, serie di palleggi. Alla fine l'apertura laterale per Cabrini, si va nell'angolo da Zarella che si prende il tiro da 3 lungo sul secondo ferro, il rimbalzo di Zampieri, l'ultimo tocco positivo e poi il time out richiesto ancora, secondo di questo terzo quarto richiesto dalla panchina dell'Alpo Villafranca. 42-33 il punteggio, 1 minuto e 32 da giocare per questo terzo quarto di San Salvatore Sel-Argius Alpo Villafranca. Piccola pausa per noi. La società Bartoli Fisio-Redi, con sede a Decimomannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisio-Redi sostiene lo sport. Si torna a giocare qui al Palaverna, rimessa dal fondo per l'Alpo Villafranca che frutta un tiro da 3 con contatto non falloso secondo gli arbitri. Poi alla fine Zampieri qui commette infrazione di campo, palla persa, l'ennesima di questo terzo quarto. 42-33 il punteggio per il San Salvatore Sel-Argius, che adesso può sfruttare questo possesso con 1 minuto e 21 da giocare nel terzo quarto. Lusso per Arioli, alla fine va a ricevere Cordola, si prende il tiro Gagliano, lo sbaglia, poi si lotta sotto canestro, ancora Gagliano che prova, viene fermata fallosamente da Zampieri. Quarto fallo fischiato qui in favore di Gagliano, 2 tiri liberi per la numero 15 del San Salvatore Sel-Argius. Un minuto e 5 da giocare, 42-33.
il punteggio in favore del San Salvatore Selagius, corto sul primo ferro il primo dei 2 tiri liberi di Gagliano. A bersaglio, solo rete il secondo, più 10. Torna sulla doppia cifra, sul massimo vantaggio il San Salvatore Selagius. Massimo vantaggio già ottenuto nel primo quarto, ultimo minuto da giocare con Zanella che va a servire Scarsi. Poi la palla per Zampieri, non la controlla. Altra palla persa per l'Alpo Villafranca, che aveva iniziato proprio con una serie di palle perse. Non sono serviti i 2 timeout chiamati da coach Soave. Aveva recuperato lo svantaggio nel terzo quarto, nel secondo quarto è tornata però avanti di 10 nel secondo. Adesso Mura resiste al contatto, si prende il tiro, conta bella. Penultimo possesso del terzo quarto, con circa 4 secondi in discrepanza tra i 2 cronometri. La palla per Scarsi, fermata fallosamente da Arioli sotto canestro. 2 tiri liberi in favore di Marta Scarsi, della numero 12 dell'Alpo Villafranca, che prova a tornare sul meno 10, 45-33 e per ora il punteggio. È lungo il primo dei 2 tiri liberi di Scarsi. 14 secondi da giocare dopo questo secondo tiro libero, che però va a bersaglio, al contrario del primo. L'ultimo possesso per Arioli, che prova ad andarsene a Cabrini, crea spazio per l'ultimo tiro. Arioli se ne va, conquista il fallo, va a canestro. 2 punti con il potenziale terzo dalla lunetta per Cinzia Arioli, che ha fruttato nel migliore dei modi quest'ultimo possesso in favore del San Salvatore Selagius. 47-34. A bersaglio anche questo tiro libero di Arioli, che oggi è stata perfetta dalla lunetta. Più 14, massimo vantaggio. Non riesce a sfruttare gli ultimi 2 secondi del terzo quarto l'Alpo Villafranca, che è sotto di 14 punti qui al Palapiena di Selagius. Piccola pausa per noi prima di tornare in campo, ovviamente, con l'ultimo quarto di gioco tra San Salvatore Selagius e Alpo Villafranca. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Si torna a giocare qui al Palapiena di Selagius, ultimo quarto tra San Salvatore e Alpo Villafranca.
con il primo possesso proprio in favore del San Salvatore, ma c'è la palla persa di Arioli. 48-34 il punteggio in favore del San Salvatore, che dopo un disastroso secondo quarto da 18-2 ha rimediato con un 27-6, però torna a farsi sentire sotto canestro Zampieri con la tripla mandata a bersaglio. Cordola prova a far girare palla sul perimetro, alla fine Mura si può prendere il tiro dalla media distanza sul ferro, poi il pallone esce, il rimbalzo controllato dalla difesa dell'Alpo. Adesso riapertura per Vespignani che ha spazio, Lussu prova a chiudere il tiro in linea di passaggio, Zampieri prova ad andarsene, si conquista il fallo, mentre c'è anche il cambio, torna in campo Mancinelli al posto di Caprini, 2 tiri liberi per Zampieri. Anzi, per Zanella. Adesso il tiro preso e segnato da Zampieri dopo la rimessa dal fondo. Lussu torna sotto la doppia cifra di svantaggio e qui viene fischiato il blocco irregolare a Cordola. Altra palla persa per il San Salvatore Selarcius. Zanella per Vespignani che chiama lo schema prima di arrivare nell'altra metà campo con Lussu che cerca il pallone. La riapertura per Zanella contro Mura, fermata dal blocco, il tiro di Zampieri corto sul primo ferro. Arioli qui per Mura che poi va da Cordola, la riapertura per Lussu, Arioli ha spazio, preferisce prendersi il tiro da 2, sbagliato. Vespignani seguita da Lussu, la riapertura poi per un tiro da 2 lunghissimo, però attenzione, Lussu in transizione dall'altra parte può andare al ferro. La difesa da dietro di Vespignani in recupero però impedisce alla numero 6 di segnare i primi 2 punti. Poi è la stessa Lussu che va a commettere fallo. Fuori Zanella, dentro Ramò. Mentre è pronta a rientrare Fabbri, che è rimasta a riposo a lungo in questo secondo tempo dopo aver giocato tutto il primo. Adesso ritorna per gli ultimi 7 minuti e 52 secondi del quarto quarto, prende il posto di Elenia Cordola. Eccola qui il possesso per Vespignani, il playmaker dell'Alpo Villafranca va a servire Zampieri, la miglior realizzatrice della formazione veneta. Poi la riapertura per Ramò che è lì per prendersi i tiri da 3 e manda a bersaglio anche questo. 42-48 dal meno 14 al meno 6, parziale di 8-0. Grande finta di Arioli che prova a prendersi il palleggio a resta e tiro, era stata grande protagonista del terzo quarto, sono 12 i suoi punti in questa partita, 10 quelli di Fabbri, 13 quelli di Lussu. Adesso Mancinelli prova ad attaccare, poi il tiro di Scarsi segue a rimbalzo. Mancinelli che prova a cercare una compagna libera sul perimetro. Ramò in palleggio, c'è il fischio arbitrale, infrazione di passi e palla persa. Fuori Arioli, dentro la corte intanto per il coach del San Salvatore Selargius, Fabrizio Staico. Minuti e 53 da giocare, avanti il San Salvatore. Lussu che chiama lo schema, alla fine Mura, 12 secondi, 10 per arrivare al tiro, riceve palla, spalla, canestro Gagliano che conquista 2 tiri liberi con questo tiro buttandosi all'indietro. 2 tiri liberi che possono essere ossigeno per il San Salvatore Selargius, che dopo
aver segnato 27 punti nel terzo quarto, sta faticando a trovare invece la via del canestro, ancora 0 quelli segnati nel quarto. A bersaglio il primo tiro libero di Gagliano. A bersaglio anche il secondo, 2 su 2, 50-42 il punteggio per il San Salvatore Selagius. Vespignani per Mancinelli, il fallo fischiato, attenzione. Perché è il quarto per quanto riguarda la San Salvatore Selagius. In 6 minuti a 42 da giocare, mandare gli avversari già in bonus non è una buona idea. Mancinelli prova a prendersi il palleggio, arresto e tiro a centro area, trova molto facilmente la via del canestro. 50-44 più 6 e 6 sono anche i minuti da giocare. Gagliano ha segnato gli unici punti di questo quarto del San Salvatore. Perde però il pallone nel tentativo di cercare Fabbri. Ancora Mancinelli, raddoppiata, ha spazio per il tiro da 3. Ramò preferisce scaricare in angolo per Zampieri. Altra tripla per il -3. Alpo Villafranca risponde colpo su colpo. Lussu, Gagliano a ricevere palla alla corte, poi ancora Mura, il blocco portato da Fabbri, poi deve tirare Gagliano sul ferro e poi il fallo di La Corte. E il time out chiamato dalla panchina del San Salvatore Selagius. 50-47, 2 tiri liberi da battere per l'Alpo Villafranca, che è sotto a punto di 3 contro il San Salvatore. Piccola pausa per noi. La società Bartolo Efisio Eredi, con sede a Decimomannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartolo Efisio Eredi sostiene lo sport. Si può riprendere a giocare con i 2 tiri liberi per Vespignani, come abbiamo ricordato prima. In bonus l'Alpo Villafranca, che deve recuperare i 3 punti di svantaggio. Vespignani non brillantissima dalla lunetta, fa un altro 0 su 2 dell'Olio, però a rimbalzo poi l'ultimo tocco è della stessa numero 6. Resta avanti di 3 dunque il San Salvatore. Lussu adesso a condurre il possesso sulla pressione di Vespignani, che ruba il pallone alla numero 6. C'è il fallo però commesso dalla stessa numero 4 e il secondo dell'Alpo Villafranca. Pressione altissima per impedire la ricezione su questa rimessa. Alla fine Mura che va a ricevere, prova ad andare e non riesce a trovare il canestro dopo un'ottima penetrazione della numero 7 dell'Olio per Vespignani. Zampieri, il taglio ben servito da Dell'Olio per il -1 dell'Alpo Villafranca. Rimonta quasi completata con Lussu per Gagliano. Ancora La Corte, attacca di mano sinistra, poi fermata non fallosamente secondo gli arbitri. Ancora Mancinelli che prova ad andare fino in fondo a crearsi lo spazio per il tiro, sbagliato e non di poco. Arriva il rimbalzo di Gagliano e poi il terzo fallo commesso per l'Alpo Villafranca.
Ne è servita adesso Gagliano per Lussu. Mura con la Corte che avrebbe spazio per il tiro, preferisce andare a servire Gagliano che prova ad inventarsi il canestro, sbaglia anche questa volta la numero 15. 3 minuti e 50 secondi abbondanti per finire questo incontro che vede il San Salvatore Selagius avanti 50-49. Adesso Mancinelli, possibilità di sorpasso per la formazione ospite con Ramò che finisce molto bene al ferro, sotto mano, appoggia facile per 2 punti. 51-50 dopo l'ottimo terzo quarto, sembra essersi tornata a bloccare l'attacco del San Salvatore e intanto c'è il fallo di ostruzione su Lussu da parte di Vespignani. Doppio cambio, fuori la Corte Gagliano, dentro Arioli e Cordola. 3 minuti e 26 in bonus adesso anche la formazione di casa che trova 2 punti facili con Cordola, appena entrata sotto canestro. Lussu contro Vespignani, Zampieri, partita tiratissima che si combatte adesso punto a punto. 52-51. Ramò, serie di palleggi, Cordola commette fallo e 2 tiri liberi per la numero 17. Sono in bonus entrambe le squadre con 3 minuti da giocare. Va a bersaglio il primo dei 2 tiri liberi di Mancinelli che ristabilisce la parità tra San Salvatore Selagius e Alpo Villafranca qui al Palavienna. Vediamo se va a bersaglio anche il secondo, così è. 52-53 per l'Alpo Villafranca che rimette la testa avanti, il +1 dopo essere andata sotto di 14 nel terzo quarto. Qui Mura perde il pallone, regala il possesso alle avversarie con Vespignani contro Mura, serie di palleggi, va poi a servire Mancinelli per Dell'Olio che può pensare di tirare anche da quella posizione, l'ex della partita. Mancinelli, la riapertura, la netta infrazione di passi fischiata contro la numero 18 che perde il pallone. Buona difesa del San Salvatore Selagius. Resta alta la pressione dell'Alpo, anche se poi aspetta nella propria area, nella propria metà campo. Serie di blocchi, Arioli, intercettato il pallone per Fabbri dopo un ottimo terzo quarto disastroso per l'ex guardia del CUS Cagliari con Dell'Olio che adesso viene braccata da Fabbri, riesce comunque in qualche modo a servire Vespignani, poi la palla va per Dell'Olio che si conquista 2 tiri liberi. E intanto espulsa per quinto fallo Ilenia Cordola, torna a fare il suo ingresso in campo Melissa Rondinelli, l'ala italo-canadese arrivata a dicembre, sesta gara, a pochi minuti però in questa gara. Per quanto riguarda Rondinelli, intanto ha sbagliato il primo dei 2 tiri liberi Dell'Olio, sbaglia anche il secondo con il ferro che sputa letteralmente la conclusione della numero 6, con Arioli adesso a guidare il possesso per il San Salvatore Selagius, sotto di un punto in questi ultimi 2 minuti. Il blocco di Fabbri, Arioli va da Lussu, ancora Arioli, 5 secondi, Fabbri deve tirare, il ferro poi resta a terra Dell'Olio. Si aspetta il fischio dell'arbitro per poter
riniziare. Viene pulito il parquet dopo la caduta di Zampieri. Lì sotto canestro. Lì sotto canestro. 1 minuto e 39 da giocare, 53-52 il punteggio per l'Alpo Villafranca sul Salvatore Sel-Argius. Sta veramente vivendo dei quarti da 2 volti, perché ha iniziato bene il primo, disastroso il secondo, molto bene il terzo con addirittura 27 punti segnati. Questo quarto invece, dove fatica si è fatta rimontare dall'Alpo Villafranca, che pur sempre la terza forza del campionato. Ultimi secondi per poter andare al tiro, trova un potenziale gioco da 3 punti Zampieri con il canestro e il fallo subito alla numero 15, che adesso ha la possibilità di andare a stabilire più di 2 possessi di distanza tra le due squadre. Per Arianna Zampieri, sbaglia il tiro libero, segue però il rimbalzo, sbaglia ancora Ramò, che conquista ulteriormente il rimbalzo offensivo. Zampieri per Vespignani. Stiamo entrando nell'ultimo minuto di gioco con Vespignani che prova ad attaccare la riapertura per Mancinelli. Infrazione di passi commessa però da Vespignani. 1 minuto e 2 secondi da giocare. Il time out chiamato dalla panchina del San Salvatore Sel-Argius per quest'ultimo minuto di una partita combattutissima. 55 per l'Alpo Villafranca, 52 per il San Salvatore Sel-Argius, padrone di casa. Piccola pausa per noi. Ultimo minuto qui al Palavienna con il Sel-Argius che deve, San Salvatore Sel-Argius che deve recuperare 3 punti. Adesso però viene mandata in lunetta Cinzia Arioli, che si è conquistata il fallo. In bonus il San Salvatore. Fa il suo ingresso in campo Cabrini. Fuori Mancinelli, qualche problema al momento del cambio per l'Alpo Villafranca, però alla fine torna in campo Cabrini. Fuori Mancinelli con Arioli che ha a disposizione 2 tiri liberi per portare a -1 il San Salvatore contro l'Alpo Villafranca. 20 punti intanto da segnalare per Zampieri, con un 50% da 2 e un 53% da 3 della numero 15, miglior realizzatrice non a caso dell'Alpo Villafranca. Adesso Dell'Olio, Vespignani prova ad attaccare il canestro, la riapertura, il tiro da 3 mandato a bersaglio importantissimo di Cabrini. Tornano ad essere 2 i possessi di svantaggio per il San Salvatore Sel-Argius, che attacca. Il fallo di Dell'Olio e il quinto, si dispera l'ex della partita. Tanto qualche problema
per Dell'Olio che deve uscire, lascia il suo posto a Scarsi. Intanto è tornata anche in campo Mancinelli, come abbiamo visto, al posto di Cabrini, che ha segnato poco fa una tripla importantissima. Altri 2 tiri liberi però, cronometro fermo per Arioli, che manda a bersaglio -2, 31 secondi da giocare. Attenzione qui alla difesa Vespignani, che prova a guidare e perde il pallone. Il San Salvatore conquista ultima chance per pareggiare la partita e mandarla all'overtime. Raddoppiata Arioli, Fabbri, ancora Arioli, ultimo possesso. Arioli prova ad andarsene, il palleggiare sto tiro, stoppata, e poi la palla che resta lì. Vespignani la conquista e poi arriva al fallo di Lus con 3 secondi sul cronometro, 3 secondi e mezzo. Poteva essere l'occasione per mandare ai supplementari questa partita e invece Arioli si è fatta stoppare. Lottato fino all'ultimo San Salvatore Selagius, con Vespignani che viene mandata in lunetta, la possibilità di chiudere l'incontro, anche se non è stata perfetta finora dalla lunetta. Sbaglia il primo e dunque comunque finirà il secondo. Ci sarà un'opportunità per il San Salvatore di pareggiare l'incontro, va a bersaglio il secondo e il time out, l'ultimo chiamato dal San Salvatore Selagius, da coach Fabrizio Staico. Piccola pausa per noi. Si può riprendere a giocare qui al Palavienna, 3 minuti e 4 secondi sul cronometro, sotto di 3 il San Salvatore Selagius con la rimessa disegnata da coach Staico. La deviazione, deve prendere un tiro da 3, 2 secondi e 6 adesso sul cronometro. Ancora Mura a battere questa rimessa, vedremo chi si prende l'ultimo tiro per provare a mandare la partita ai supplementari. C'è una regolarità nella rimessa battuta e dunque però ancora la possibilità di battere. Vediamo se chi proverà a sfruttare la serie di blocchi. Arioli costretto a prendersi il canestro da 3 punti, cortissimo l'Alpo Villafranca, e spugna qui il Palafienna di Selagius, 59-56 dopo essere andata sotto anche di 14 punti. È tutto da Roberto Carta, appuntamento con le interviste del post partita. Ricordiamo il punteggio: San Salvatore 56, Alpo Villafranca 59. Grande primo quarto, un grande terzo quarto, però poi non siete riusciti a difendere il vantaggio. Non siamo riusciti a difendere quello che avevamo creato di buono, non so se perché ci sono mancate le energie. Le ragazze sono state bravissime e nei momenti magari clou dobbiamo crescere per gestire meglio questi vantaggi, sicuramente. Un po' una carenza vostra è il tiro da 3 tirato in stagione prima di questa partita col 23%. Quanto sarebbe servito magari avere qualcuno di affidabile, soprattutto nell'ultimo possesso, visto che eravate sotto appunto di 3 punti? Guarda, io penso che le tiratrici in squadra ci siano, oggi è andata così, però erano tutti tiri che d'altronde ci stavano. Abbiamo preso anche un sacco di tiri aperti che non ci sono entrati, quindi una volta che creiamo quel tiro per poi con le giocatrici che riteniamo anche sia giusto mettere lì, niente, gli diamo la colpa alla sfortuna. Abbiamo peccato in altri momenti della partita sicuramente, ma lì no. Una vittoria sofferta per 59-56 perché siete andati sotto di 10 punti nel primo quarto, meno 14 nel terzo, però poi avete avuto la forza di rimontare. Sì, innanzitutto volevo fare i complimenti a Selagius perché ha fatto una partita super per intensità, per voglia, per determinazione.
e ha fatto vedere che tipo di squadra è e che non merita la classifica che ha. Noi sì, siamo stati bravi a recuperarla 2 volte, siamo stati un po' polli nel terzo quarto a subire questa loro ondata che sapevamo volessero tornare in partita, però dal +7 non potevamo subire, non abbiamo potuto subire un parziale di 27-6, tornare sotto i 14, mettere a rischio tutto quello che di buono comunque avevamo fatto. Nell'ultimo siamo stati effettivamente bravi a stringerci bene in difesa e a trovare canestri importanti in attacco. È stato più bravo il San Salvatore nei quarti iniziali, nel primo e nel terzo quarto. È stato anche un vostro problema di concentrazione, perché avete faticato davvero tanto in attacco sia nel primo che nel terzo quarto. No, loro sono stati bravi a metterci veramente in difficoltà nel primo e nel terzo quarto. Qualche piccolo particolare, posso dire così, l'ha fatta girare dalla parte nostra, perché sono stati 2 quarti pari, alternati, e siamo stati bravi a crederci sempre e a non mollare sul -14, quello devo dire brave le mie ragazze, perché lì qualcun altro magari avrebbe potuto mollare e prenderne 20, invece siamo stati bravi a tornare in partita. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.